Delle immagini? Certamente, sì. Durante proprio il corso anche di questa trasmissione compieremo un viaggio a ritroso anche lungo il tracciato percorso dalla lingua glaciale circa 20.000 anni fa, allorché ci fu, diciamo, l'acme glaciale, cioè il momento di maggiore espansione dei ghiacciai nelle nostre valli alpine. E in quel periodo il ghiacciaio, proprio dal punto di alimentazione di alta montagna, scendeva in ragione un po' del suo peso, quindi per gravità, verso valle, arrivando fino alle porte di Udine e proprio come un enorme bulldozer andrò a riprofilare un po' le vallate alpine e portò giù tutto il detrito accumulandolo lateralmente ma soprattutto alla fronte e abbandonandolo proprio nel punto in cui raggiunse la sua massima espansione per poi retrogredire. Diciamo che le colline moreniche sono formate da 3 cerchie proprio costruite nei momenti di pulsazione avanti e indietro del ghiacciaio di stazionamento. E sono costituite da un ammasso di materiale eterogeneo, blocchi, ghiaia, sabbia, limo, che poggia su un materiale simile ma molto più addensato che costituiva questo letto su cui il ghiacciaio scorreva, ovvero le morene di fondo. Benissimo, abbiamo visto anche delle sì, immagini. No? Naturalmente le immagini che vedete sono sempre proprio relative al sentiero storico-naturalistico di Tricesimo, che ovviamente va a percorrere anche ampiamente tutta questa fascia morenica collinare. Tra l'altro questa morena ha inglobato in parte anche altri rilievi, tipo il Monte di Buia, sì, si era formato anche un lago, no? Certamente, ci sono appunto le porzioni intramoreniche che molto spesso ospitavano delle depressioni, che erano proprio, queste depressioni andavano a raccogliere le acque di circolazione che ovviamente venivano chiuse da questo anfiteatro morenico che era come una barriera verso valle e fin tanto che non riuscivano a sfogarsi lungo le incisioni più importanti degli scolmatori glaciali. Ecco. Sì, giustamente hai ricordato che il bivacco che sta sul pizzo orientale dei Due Pizzi è dedicato a Armando Bernardinis, che era appunto il sottotenente Armando Bernardinis della 69esima compagnia alpina del battaglione Gemona e che fu il conquistatore del pizzo orientale. Il contesto era quello dei primi mesi di guerra, siamo a fine luglio del 1915, in un momento in cui quasi tutta la dorsale delle Prealpi di Malborghetto era già stata occupata stabilmente dalle forze italiane, mancava appunto, oltre allo Schwarzenberg, il pizzo orientale, mentre il pizzo occidentale era già stato precedentemente conquistato. Siamo al 30 luglio del 1915 e il comando della zona Carnia dà ordine, approfittando anche della nebbia e delle condizioni atmosferiche favorevoli, di attaccare il pizzo orientale e la forcella di Chianalot. La forcella di Chianalot viene conquistata dall'altra compagnia del battaglione Gemona, del maggiore Sansoni, che era la 70esima compagnia, ma contemporaneamente il sottotenente Bernardinis, con 25 alpini scelti, scala in tutta sorpresa e senza farsi notare la parete sud del pizzo orientale, piombando di sorpresa sulla guarnigione austro-ungarica che era formata da qualche decina di Landwehr del 4° reggimento, tra l'altro erano anch'essi carinziani. Ne seguì un corpo a corpo feroce, tra cui molti persero purtroppo la vita e il pizzo orientale, dopo diverse ore di combattimenti, cade stabilmente nelle mani appunto degli alpini del sottotenente Bernardinis. Una curiosità, gli alpini in questa azione d'attacco d'alta montagna, nella loro arrampicata lungo la parete sud del pizzo, utilizzarono gli scarpezzi, le famose calzature carniche, appunto per evitare di far rumore nell'arrampicarsi lungo le rocce.